Vangelo secondo Matteo, capitolo 27. Gesù innanzi a Pilato. Come schierai giorni, tutte capre prive dei capro popolo, stavano un'altra volta per fare un processo a Gesù e poi condannare a morte. Poi facettero incatenare e lo portarono innanzi a Pilato, o governatore di Roma, o consegnarono in mano sua. O suicidio Giuda. Giudo traditore, vedendo che Gesù era stato condannato a morte, si pentette e portai che la 30 denari argento in mano dei capri prievede. E chi li capro popolo ricette allora: io mi sono comportato come un fedente, perché ha traduto il sangue in nome giusto. Ma tutti chi le ricettano, ma a noi che ce ne importa? Chi sono fatti dei tuoi? E Giudo portai che i 30 denari argento in due tempi e se ne ascette fuori, e si è tan bennere. Tutti chi li brividi pigliai nella terra che li 30 denari ricettano, questo non è potuto mettere in tuo tesoro lo tempo e dia, perché questi denari sono chiavacati di sangue. Poi s'aunettano tutti insieme una volta, facettano subito un consiglio e s'accordaiano. E accattare con quei denari una piezza di terra e rinde in mano e un vasare per andare là dentro tutti quei forastieri che morivano in la città, in Gerusalemme. Per questo chi lo campo si chiama o campo lo sangue, sino a oggi. A così si accompetano pure che le parole del profeta Geremia che riceve. Pigliaino che le 30 monete argento, prezzo che i figli del popolo di Israele avevano provato per esse, e s'accattaino con quel o campo lo vasare. A così come aveva comandato il Signore. Gesù innanzi al governatore Ponzio Pilato. Gesù fu portato innanzi al governatore di Roma e chi se la domandai dicendo: ma tu sei veramente re di Giudea? E Gesù rispondette: sì, tu l'hai detto. E pettramente i capri prievoli e tutte le capre popolo l'accusavano. Gesù non rispondeva nessuna parola. E tanto Pilato le ricette: ma tu non senti quante cose stanno accusando? Ma Gesù non le rispondette manca una parola, tanto che il governatore rimanette assai maravigliato. Gesù condannato a morte. Ogni anno, per la festa di Pasqua, il governatore di Roma era solito accordare a tutto il popolo la liberazione di un prigioniero che stava in del carcere soia e accontentava sempre il popolo accordando che il popolo la dimandava. Tanto in due carcere soia ci stava un delinquente assai conosciuto in quella città che si chiamava Barabba. Pilato salutai a tutta quella folla, reggiurei e ricette: chi volete che io vi liberi? Barabba o Gesù, che voi chiamate Cristo? Issa era sicuro che Gesù era stato consegnato per Miria in mano sua. Pertramente Pilato stava assettato in due tribunale, a mogliare soia e mandai a ricere: non ti impicciare con quest'uomo, perché è un uomo giusto, io saccio. Zuon sono rimasto assai sconcertato per via soia. Tutte le capre prive e capre popolo invece capacità che la folla per domandare Barabba e fa condannare a morte a Gesù. Pilato, pigliando la parola, dicette allora: chi è chi voi volete che io ve lasciasse libera? E tutte che la folla, luccando forte, rispondette: Barabba! E Pilato dicette allora un'altra volta: e che già fai Gesù, che voi chiamate Cristo? Fallo morire, mettilo in croce, alluccarono tutti insieme. E per la terza volta Pilato dicette allora: ma che fate male quest'uomo? E tutta quella folla, alluccando sempre più forte, dicette: mettilo in croce, fallo morire in coppa alla croce. Pilato, quando si addunaia, che non otteneva niente, anzi, che la revuota cresceva sempre più, si facette consegnare un facile con l'acqua e se lavai in mano innanzi a quella folla dicendo: io non voglio sapere niente, rosa anche chi stomma, veritevelo voi. Che il sangue suo che resta in gola a noi e in gola a tutti i figli nostri, rispondettero tutti insieme, tutta quella folla di gente. E tanto Pilato scarcerai a Barabba, e roba che aveva fatto regnare, e frustata a Gesù, o consegnai in mano dei soldati, perché venisse inchiuvato in coppa a croce. Gesù flagellato e incoronato di spine. E tanti soldati afferrarono Gesù, o portarono in cortiglio del palazzo del governatore, o pretorio.
e chiamarono tutto il resto della truppa e i soldati. Poi la lavarono e veste a cuola, oregnette frustate attaccando alla vicina una colonna. Poi o buttarono in cuola a essa una mandiella rossa. Drizzarono una corona e spanzone e ci mettettero in capo. Mettettero pure una canna in la mano dritta. E accostandosi innanzi a essa si addenocchiavano e cominciavano a rocuffiare e a smordiare dicendo «Salute, re Giureia!» e sputandole in faccia le levavano la canna che teneva in mano e battettero in capo. Roppa che l'avevano insultata e cuffiata buona e meglio, le levavano con la mandiella rossa a cuola e le mettettero in cuola che li veste che teneva, in cuola a prima, e lo portarono fuori per mettere in croce. Gesù rise. Petramente a scevene trovarono un uomo e Cirene che si chiamava Simone e lo costringettero a portare in coppa e spalla sua che è la croce è Gesù Cristo. Quando arrivarono rinda a quella pizza che si chiamava Golgota, che vuol capo morte, rettano a bere a Gesù o vino mescolato con fela. Ma Gesù, come ci mettendo in coppa o musso, non si volette bere. Poi chiudevano in coppa la croce e proprio come stava scritto rinda la Bibbia, si spartettano e veste sue e tirano a ciorta in coppa a quella. Poi si assettano in terra e si mettono a fare guardia innanzi al corpo di Gesù. Coppa a capa sua aveva messo pure un cartiello dove stava scritto il motivo della condanna sua. Chi è Gesù, o re di Giudeia. Insieme a questo avevano messo in coppa a croce pure due ladroni, una ritta e un'altra mancina sua, e tutti quelli che passavano là, scutuliando la capa loro, o insultavano dicendo «Tu che sei capace di distruggere il tempio e lo fravacare una volta, in da 3 giorni, perché non sei capace, di salvare te stesso? Se tu veramente sei figlio di Dio, scendi a coppa a sta croce». Pure tutte le capi dei prievi e tutte le capi del popolo insultavano dicendo «Chi sta salvato all'altro, ma non è capace di salvare se stesso? Se io veramente un re di Giudeia, scendessimo stesso a coppa a croce, e noi crederemmo in da essa». Ha confidato tanto a Dio, lo liberassimo se io veramente lo va bene, perché chi sta itti sono figli di Dio. Pure quei due ladroni che erano stati inchiuvati in coppa a croce, insieme a questo, insultavano e regnevano le fedenzie in la stessa maniera. Agonia e morte di Gesù. A mezzogiorno, insieme a 3 roppe mezzogiorno, si faceva tenere in coppa a tutta la terra. Mezzo e 3 roppe mezzogiorno, Gesù allungò forte la voce alla ave di ricetta. Eli, Eli, lema sabachthani, che vuol dire, Dio mio, perché mi lasciate? Sentendo questo, certo che stavano là innanzi ricettene, chi si sta chiamando Elia, e subito uno di loro corrette per gli appigliare una spugna. E insuppai rinda all'acida e la mettette in coppa una canna e l'accostai vicino al musso suo, ora a vivere. Ade si mettette a dicere, aspetta, vediamo se viene Elia a lo salvare. E Gesù, cacciando fuori un strillo assai forte, spiraia. Vrom Gesù spiraia in coppa a croce, o vedero tempi si sguarraia a coppa a bascia. A terra tremaia, e prete si spezzaia, e sburche si rapettano, e parecchi corpi santi che stavano là dentro si resuscitaiano. E a scena là dentro, roba che Gesù era risorto, trasettano rinda la città e accomparettano a parecchia gente. O centurione e tutti quelli che facevano la guardia vicino a Gesù, sentendo quello terremoto, overettano tutto quello che era successo, con un schianto assai rosso in cui dicevano «Ovvero chi era il figlio di Dio». Gestavano là pure parecchie femmine, che tenevano in mente a lontana, che erano venute appresso a Gesù a rinda la Galilea per servire. Fra loro gestavano Maria e Magdala, Maria, mamma di Giacomo e Giuseppe, e la mamma di quei 2 figli di Zebedeo. Gesù rindò il sepolcro. Quando si era fatto ormai notte, un uomo che si chiamava Giuseppe, che aveva rinda la città di Arimatea, che era diventato un discepolo di Gesù, si presentò innanzi a Pilato e domandò il corpo di Gesù. E Pilato comandò che le venisse consegnato. Giuseppe pigliò il corpo di Gesù, la ravugliò rinda in un lenzuolo bianco e lo mettette rinda il sepolcro suo, che era nuovo, che si era fatto scavare per essere rinda una preda viva.
Poi facette recugliare una rossa preda innanzi alla bocca e chilo se burca che se ne jetta. Innanzi a chilo se burca ci stavano pure Maria e Magdala e l'altra Maria. A custodia era la tomba. O giorno appresso, che era la parasceva, la prima mattina s'aunettano tutte le cape delle prive dei farisei e si presentarono innanzi a Pilato dicendole: Signore, non ci siamo ricordati che quello imbruglione, quando era ancora vivo ricette, dopo 3 giorni a risorge a raggio. Come per questo che quello sepolcro venisse guardato, a magari insino il terzo giorno, perché se no i discepoli suoi si potranno gli rubare il corpo suo e rinda quello sepolcro e poi diceranno a tutta la gente che Gesù è risorto a rinde i morti. E chi stato in broglie sarebbe assai peggio lo prima. Pilato rispondette a loro dicendo: Sentite, pure voi tenete guardia, iate, mettete guardia vostra vicino al sepolcro e facetelo guardare come vi pare e piace. Chiste se ne ascettano fuori a rindo palazzo e Pilato e mettendone guardia loro innanzi a chi lo sepolcro se gellai nella prete. Canzerrava chi lo sepolcro e lasciai là e guardia loro.